Buongiorno a tutti e benvenuti nella Casa dei Veneti, il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferrofini. Come potete vedere dalla mia emozione e dal mio sorriso, sono qui a raccontare di un palio della zona da dove provengo, no? Il cosiddetto Montebellunese e in particolar modo il Palio di Trevignano. Sono molto contento di ospitare qui a Palazzo, ovviamente, le istituzioni presenti, quindi ringrazio il sindaco di Trevignano che è un amico, Franco Bonesso, che conosco da tantissimo tempo, l'assessore Alessandro Sorio e l'assessore Elisa Pizzolato. Grazie mille a tutti. Insieme a loro c'è anche il presidente del mio palio cittadino, che è il Palio di Montebelluna, Dino Bottin, che collabora ovviamente con il Palio di Trevignano. Ringrazio tutti i presenti del Palio di Trevignano, tutti i volontari, perché ricordiamo che i pali stanno in piedi grazie al lavoro dei nostri volontari, e quindi ringrazio tutti quanti, tutte le contrade. Insomma, è un piacere avervi qui. Di che palio stiamo parlando? Il palio del Battar Panoce nasce esattamente nel 1991. Se sbaglio voi mi correggete, tanto qualche errore può succedere. Quindi 1991, con la rievocazione storica. Di cosa si tratta? Della sgranatura delle pannocchie di mais, insomma anche un'arte molto importante, che fa parte della nostra tradizione, che fa parte della nostra identità e soprattutto della nostra cultura contadina. Era, come dire, in epoca in cui c'erano molte difficoltà, soprattutto in Veneto, e questo lo dobbiamo ricordare. Oggi siamo una delle regioni più importanti d'Italia e insomma diciamo che siamo noi la locomotiva non solo del nord-est ma dell'Italia, e ce la giochiamo anche in Europa e nel mondo, anche grazie al lavoro insomma delle nostre imprese, dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, dei nostri lavoratori. E in quell'epoca difficile la sgranatura del mais era, come dire, una questione di sopravvivenza, perché il pasto molto spesso nelle case dei veneti era la polenta, e quindi questo palio ricorda le nostre origini. 33esima edizione, si svolgerà dal 20 al 29 di giugno. Io che insomma diciamo siamo dirimpettai, no? Perché Montebelluna e Trevignano sono famosi non solo per questo palio ma per la festa che fanno questo palio trevignano, e tutte le contrade si animano ed è veramente un orgoglio, e invito tutti quanti a partecipare perché è veramente qualcosa di particolare. Si diciamo divide nel Palio delle Borgate, nel Palio Comunale, che è partito, se non sbaglio, dal 2005 con le 4 frazioni, quindi Falzè, Musano, Signoressa e Trevignano, e col Palio Femminile dal 2023 poi è ripartito. C'è all'interno di questa manifestazione il Super Palio, la sfilata storica, come dicevamo prima, e gli attori principali che dopo sicuramente sviscereranno i nostri ospiti sono il Paron de Casa a Massera, e il Boccia, i Tosati e le Tose e il Capo Borgata. Ecco, questa diciamo è l'ossatura di una delle feste più caratteristiche del Montebellunese, per cui io devo dire sono molto contento di dare lustro a questo palio, a questa iniziativa, anche perché lo dico sempre, da montebellunese, insomma, anche noi abbiamo cultura di palio. Credo che il Palio di Montebelluna e il Palio di Trevignano siano due dei pali più importanti della Marca Trevigiana e della Regione del Veneto, e la prova plastica è appunto l'innumerevoli persone che vengono da tutta la provincia per assistere a questi pali. Perché farlo da qui in regione? Per dare l'opportunità a quante più persone possibili di conoscere
queste iniziative, questi pali, e quindi dove farlo? Nella casa di tutti i veneti, che è appunto Palazzo Ferrofini. Per cui oltre a questo c'è tanto altro da dire, tra cui insomma anche oltre alle 4 frazioni, le 6 borgate e del Palio delle Borgate, vedo insomma qualche maglietta colorata, quindi questi si sfidano sul serio, mica da ridere, insomma è molto acceso come palio. A volte mi dicono che ho tantissimi amici, tra l'altro, che abitano tra San Gaetano e Trevignano, appunto, e quindi c'è una rivalità, a volte non ci si parla, no, per quella settimana, perché c'è molta rivalità, e però è una festa bellissima, è una festa di comunità, di identità, è una festa che poi alla fine unisce il paese, unisce tutti. Per cui adesso lascerei la parola a Elisa Pizzolato e grazie, no, ho sbagliato, ecco, uno sbaglio ogni tanto si può fare, ad Alessandro Sorio, che lo ringrazio e che insomma ci rappresenterà il nostro bellissimo palio. Loro, glielo dico. Buongiorno a tutti e grazie Claudio delle tue belle parole e delle anticipazioni che hai fatto a quanto vedremo adesso nelle slide che abbiamo preparato. Anche per noi, dico noi perché faccio anche io parte dell'Associazione Trevignano 2000, è un onore essere qui e presentare il nostro palio. Palio che è partito, diciamo, dal piccolo, come un po' tutte le cose, e mano a mano negli anni si è sviluppato ed è diventato un evento che, come dicevi tu, si sente parlare anche in giro. Ed è bello quando tu giri negli altri paesi, nelle altre province, sentire parlare del tuo comune. C'è poco da fare perché, insomma, riempie il cuore, diciamo così. Allora noi, per facilitare un po' la spiegazione, per avere un po' una linea guida, abbiamo preparato delle slide, se cortesemente possiamo... Ce le abbiamo? Prima il filmato. Ok, allora mi dicono, facciamo allora partire il filmato e poi...
Sì. Eccoci qua. Come dicevo prima, abbiamo riassunto, poi in un PowerPoint, diciamo le cose salienti della manifestazione. Penso che il video che abbiamo appena visto sia un po' l'incarnazione di quanto scritto qua, e in più il video trasmette le emozioni che la carta a volte non ci permette di trasmettere. Allora, come diceva prima Claudio, il Palio del Batar Panocce nasce nel 1991 come rievocazione storica, richiamando uno dei momenti più significativi della vita della famiglia contadina di un tempo. Si tratta del Batar Panocce, la sgranatura delle pannocchie di mais che i ragazzi e le donne eseguivano in autunno e inverno per poter cucinare la polenta. Prossimo. Quindi, ispirata da questi racconti amari ma pieni di orgoglio dei vecchi del paese, il Palio del Batar Panocce rende omaggio a quella mansione che fu fondamentale per la sopravvivenza nei momenti più duri, quando in casa poteva mancare tutto tranne la polenta. Perciò si decise di rievocare questo lavoro, monotono e spesso solitario, facendolo diventare il simbolo per tutti i trevignanesi e una festa estiva molto attesa da tutta la comunità. Le tre parole chiave che secondo noi riassumono questa, diciamo, il nostro palio sono proprio tradizione contadina, memoria familiare e cultura del territorio. La prossima. Le competizioni. Allora, prima di dare un attimo delucidazione delle varie competizioni, descriviamo un po', ma che cos'è questo palio del Batar Panocce, questo sgranare le pannocchie? Semplicemente la gara si svolge così. C'è un deposito di pannocchie, mucchio di pannocchie, c'è una persona con la forca che ha il ruolo di riempire le ceste arrivano con il corridore, il quale fa il tratto dal deposito fino al palco. Come si è visto prima nel video, poi il corridore deposita la cesta sopra il palco, la passa ad un'altra persona che ha il ruolo del sartaseste e la mette nella macchina. C'è poi il butta dentro, il quale ha l'incarico, il compito di inserire le pannocchie una a una in modo tale da far sì che la macchina le sgrani. La macchina, parte fondamentale della macchina, non sono i componenti, ma è l'uomo in parte o la donna in base alla gara, che è il menamanego. E lì, con diciamo, l'atto di far girare questo manico, girano gli ingranaggi quali sgranano la pannocchia. Il grano va a finire per terra, come si è visto, e poi ci sono i tirasù, cioè degli incaricati, quindi che hanno il ruolo di raccogliere il grano che è per terra e metterlo all'interno della quarta, che era quel vaso, si può dire così, di rame che si vedeva nella quale inserivano il grano. Poi, quando la quarta è piena, viene svuotata nei sacchi, vengono poi chiusi man mano i sacchi. Morale della favola, chi vince? Chi in un tempo stabilito sgrana più pannocchie possibili. Il tempo stabilito varia di anno in anno. Perché? Perché noi ogni anno, alla mattina del palio, dopo la Santa Messa, partecipata da tutte le contrade, da tutte le borgate, viene fatta l'estrazione del tempo e dell'ordine di gara. Le varie competizioni. Allora, ci sono varie competizioni nate in tempi diversi. Allora, quella storica è il palio delle borgate, che si sfidano le 6 borgate di Trevignano, e quindi è legata proprio, poi vedremo la mappa, al territorio della frazione di Trevignano. Dal 2005 poi questa competizione coinvolge anche le altre 3 frazioni del comune, quindi è nato il palio comunale. Apro una parentesi, la cosa bella del palio comunale, lo si vedeva anche nel video, sono proprio quelle 2 parole che ti fa uscire, che sono comunità e socializzazione. Nel senso che noi lo vediamo anche nel nostro comune, si inizia già adesso a intravedere la nascita di questa festa. Non solo il centro di Trevignano è addobbato a festa, ma proprio tutte le borgate, cioè tutte le frazioni, ogni frazione ci mette del suo per dare un'identità alla sua frazione con fiocchi, stendardi, e diciamo se passate, dico già la prossima settimana, Trevignano è a festa. Il palio femminile poi è nato nel 1924, è stato attivo fino al 2008, poi è storicissimo, poi è stato, diciamo, 94. Scusate, 1994.
attivo fino al 2008 e poi è stato ripristinato nel 2023 post-Covid e mette al centro la forza delle squadre femminili. Oltre a queste tre, diciamo, competizioni, ne abbiamo una, questa è un po' particolare, la chiamiamo, è la Champions League, del Palio. Anche Trevignano si è adattato. Sì, ci adattiamo ai tempi moderni. Dal 2011 quindi c'è lo scontro diretto tra i campioni in carica del Palio delle Borgate e del Palio comunale. Allora io penso che sia più adatto un mondiale per club, cioè le due grandi vincitrici che si sfidano. Bene. Ecco, anche qui quindi queste 4 competizioni, una sola narrazione, quindi memoria, l'appartenenza, la sfida e lo spettacolo popolare. Ecco qua, per entrare un po' più nell'argomento, il Palio delle Borgate. Ogni squadra rappresenta una zona specifica del paese di Trevignano ed è contrassegnato da uno stemma che riporta i colori caratteristici. Li ricordiamo: giallo il borgo, rosso Via Alta, l'azzurro della campagna, l'arancione la piazza, il verde i Tre Forni e il viola di Zaparè. Lì è stata trovata la mappa che a suo tempo aveva definito queste, diciamo, le borgate. Come dicevi tu, poi in questo periodo si segnano un po' i confini perché loro stanno facendo allenamento, occhio che li facciamo anche noi, e quindi era stato battezzato come il Palio dei Batar Panoce, che poi nel tempo è divenuto il Palio di Trevignano. Prego. Ecco, qui abbiamo alcune immagini, un po' quello che si descriveva prima. Qui c'è, diciamo, il ragazzo che riempie la cesta, c'è quello che la versa, la corsa, chi mena il manego, chi butta dentro. Ecco, questi sono un po', diciamo, degli scatti di gara. Prego. Ecco qui, dal 2005 la sfida si è allargata anche con le 4 frazioni, la squadra di Fazè, Musano e Signoressa e la squadra locale del Trevignano, che gareggiano ogni anno in un'accesa competizione per conquistare l'ambito palio comunale. Prego. Posso fare una domanda? Certo. Chi partecipa come ovviamente atleta nel Palio delle Borgate potrebbe trovarsi nella squadra insieme? Sì, allora non me ne la squadra di Trevignano, però fortunatamente riescono sempre a trovare manforte, diciamo, e gente volontaria. Ha proprio questo, cioè sia chi partecipa alle borgate che è quella della... Okay. Ma ormai sono... Sì, ormai... Questa possibilità. Sì, è simpatico anche perché, come si diceva prima, c'è una competizione, c'è una gara, alla fine però la socialità e l'amicizia prevale. Insieme, certo. C'è chi lo sfidi al palio, c'è chi è tuo compagno di squadra al palio comunale, magari poi... Però sì, diciamo poi la gara passa. Ecco qui, quindi dal 1994-2008 si è svolta con grande successo la versione femminile del palio, per essere poi ripristinata dal 2023. 6 squadre interamente composte dalle donne hanno portato onore alla propria borgata, confrontandosi così in gare entusiasmanti e ricche di sorprese. Io voglio sottolineare che stiamo parlando del 1994, quindi credo che siete stati veramente antesignani, no? della possibilità di fare un palio femminile. Non so quanti pali possano vantare questa data, no? Quindi complimenti. Poi c'è un'altra cosa, Claudio, in base a quanto dicevi proprio tu adesso, il bello di vedere come proprio questo palio inclusivo, nel senso che magari dicevi tu la donna, però alcuni ruoli sono molto più brave le donne, cioè quindi è la strategia di squadra anche capire cosa, chi fa, chi... Certo, sì. Prego. Ecco qua. Allora qui, per presentare, diciamo, queste 2 slide, chiedo l'aiuto a lei Elisa, che è anche presentatrice ufficiale del palio e sicuramente avrà delle ottime indicazioni e spiegazioni per noi. Allora, buongiorno a tutti. Allora, proprio da quello che dicevamo prima, no? Dall'idea di famiglia e di tradizione, nasce l'idea di trasformare i ruoli delle squadre anche nei ruoli di una vera e propria famiglia contadina. Proprio per rievocare anche in questo la storia della nostra comunità. E per questo abbiamo la famiglia, insomma,
di ogni borgata e di ogni frazione, che rappresenta lo stereotipo della famiglia dell'epoca, viene vestita in costume d'epoca e accompagna la squadra. Quindi la squadra insomma deve avere il padrone di casa, la massera, che è la moglie del padrone di casa, i boccia, che sono tutti i bambini che portano i gagliardetti e che poi negli anni li abbiamo visti diventare anche dei gareggianti, e poi ci sono le opere, che sono rappresentati dal capo borgata, che è quello che decide un po' come si fanno gli allenamenti, quanti allenamenti, e tutta la squadra che poi gareggia effettivamente. E questa è un po' l'idea proprio di ricordare anche le origini contadine della nostra comunità. Possiamo andare avanti? Ecco, questa è una bellissima foto dove si vede anche il capo borgata che tiene il palio, perché quello che si vince è proprio lo stendardo, un bellissimo palio tra l'altro che rappresenta la nostra villa. Questo è il palio delle borgate storiche, e questa è una delle borgate che vince da 11 anni il palio, e davanti c'è proprio la massera, e il padrone di casa non lo vedo, di solito ha il cappello nero. E qui vabbè, abbiamo ripreso un po' l'idea che alla fine vince chi sgrana più mais, nello stesso tempo chi sgrana più mais, ed è un momento davvero intenso, soprattutto quello della pesatura, perché anche l'anno scorso c'è qualche borgata e qualche frazione che hanno vinto per una manciata di mais, 2 etti, 3 etti, e quindi insomma diventa davvero anche difficile stabilire l'ago della bilancia, perdiamo un bel po' di tempo in questa cosa della pesatura, e questa è la base insomma di una squadra. Possiamo pure continuare. Ecco la sfilata storica. Allora, come diceva Alessandro, sì, una figura storica, davvero una figura storica del nostro paese, anche Babbo Natale storico di tutta la zona. Allora, la sfilata accompagna il Palio delle Borgate ed è uno dei momenti storici, e nasce proprio con il Palio delle Borgate e avviene la domenica. La sfilata viene partecipata ovviamente da tutte le borgate e le frazioni, e a loro viene affidato un tema. Ogni anno c'è un tema. L'anno scorso il tema era per esempio gli arti e i mestieri di una volta, e davvero le nostre borgate e frazioni hanno tirato fuori delle cose meravigliose e le hanno anche proprio animate, rievocate. Infatti prima avete visto tra le immagini evocative quello che aggiusta le scarpe, la sarta. Hanno riportato la memoria di un antico biscotto che era conosciuto in tutta la provincia di Treviso, che veniva fatto a Musano, che erano i zaetti. Qualcuno ha reinterpretato il mestiere del fabbrica campane, perché dal nostro territorio nasce anche una parte delle campane di Venezia, che è proprio la parte diciamo fatta con le intravature e il battacchio, che poi è stato riportato anche per esempio dal borgo, perché poi quando nasce un mestiere poi si diffonde anche nel territorio. Quindi insomma hanno veramente portato delle cose stupende, anche la filatura del bacco da seta, adesso magari non li ricordo proprio tutti, e li hanno proprio animati, e quindi abbiamo rivisto dei gesti, ma soprattutto riconosciuto delle storie che appartengono ai nostri nonni, ed è per me stata un'emozione, perché poi ogni squadra, anche se porta un tema simile, lo interpreta e lo racconta in maniera diversa. Quest'anno ci sarà il tema del matrimonio, e noi non vediamo l'ora come gruppo di scoprire cosa ci racconteranno le nostre frazioni e le nostre borgate. Ovviamente tutti i temi portati devono essere comunque accompagnati da un abbigliamento più possibile dell'epoca, e possibilmente anche per esempio le macchine motrici di solito che muovono i trattori, che muovono i carri, sono anche trattori d'epoca, quindi è davvero molto interessante come sfilata, per l'impegno che ogni squadra mette nel fare questo, insomma. Ecco.
Questa è una delle rappresentazioni del 20° anno del Palio. Avevano rappresentato proprio il conte e la contessa Onigo che passavano nel paese e aprivano la sfilata. Bene, allora rilascio la parola ad Alessandro Sorio. Grazie Elisa. E poi, cosa succede? Abbiamo visto finora la parte storica, rievocativa, le arti, le mestieri di una volta, la sfilata. Il Palio di Trevignano in questi ultimi anni, mi permetto di usare anche un termine forte, a livello esponenziale sta crescendo anche per la parte, chiamiamola così, la parte artistica, la festa, gli eventi. E nel tempo infatti è riuscito a coinvolgere generazioni diverse, volontari, famiglie, appassionati alle borgate, frazioni, ma anche i giovani che vivono il Palio come occasione di incontro, musica, festa e appartenenza. Come dicevo prima, proprio la cosa bella, e l'ho accennato anche Elisa, è quella proprio di vedere varie generazioni che sono presenti al Palio adesso, che sono passate per il Palio, perché c'è chi era piccolino che adesso fa parte degli organizzatori, fa parte di chi gareggia, eccetera. E in questi ultimi anni, come dicevo prima, come ente abbiamo voluto anche dare importanza agli eventi di festa. Sentire, come ti dicevo prima anche in giro, guardate che c'è il Palio di Trevignano, c'è la festa, c'è Radio Pizza, insomma, dà soddisfazione. Quindi questo. Insomma, siete bravi a far festa, diciamolo. No, vedi Claudio, infatti noi li abbiamo messi in ordine. Siamo bravi, sono bravi a lavorare, perché prima c'è stato il dovere, e poi, no, ecco, qui sono alcune foto che danno soddisfazione, insomma, si vede la gente, e quando la gente si diverte, sta in comunità, sicuramente è una cosa molto bella e che dà soddisfazioni. La forza del Palio quindi risiede proprio qui, non conserva la tradizione come un ricordo immobile, ma la rimette in moto, la rende spettacolare, accessibile e riconoscibile per una comunità che cambia. Quindi adesso, come si diceva prima, battute a parte, festa, eccetera, la cosa che ci fa piacere è proprio quello di far vedere anche alle generazioni attuali come era ai tempi dei nostri bisnonni, dei nostri nonni, e quello che in parte noi siamo adesso è dato da quello che c'è stato allora. Questo è uno dei must principali che il Palio vuole far vedere alla gente. Beh, arrivati a questo punto darei la parola al sindaco di Trevignano, Franco Bonesso. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Allora, devo ringraziare veramente di cuore Claudio Borgia, perché è la prima volta che vengo in questo palazzo per un evento bello e non per parlare di problemi. Ecco, perché ha detto bene che qui siamo nella casa dei Veneti, ma i Veneti hanno tanti problemi, però sono anche bravi a fare tante cose, tante iniziative. Io sono orgoglioso di poter rappresentare la mia comunità nella presentazione di questo evento che è l'evento, diciamo, laico più importante della stagione a Trevignano, ma anche di tutto l'anno, perché veramente ci uniamo tutti su questa festa. Devo ringraziare i volontari, a partire dal presidente Claudio, che invito qui, perché Claudio Pozzobon è l'anima di questa festa. A Claudio non piace parlare, no? Dice poche parole, ma sempre solo quelle giuste. Ha la grande capacità di riuscire a tenere un gruppo numerosissimo, con tante sfaccettature, e sappiamo bene quanto complicato è far stare insieme le persone, farle collaborare, far mettere da parte le gelosie, le piccole cose che succedono. Ecco, questa è la dote di Claudio, che da 10 anni
è il presidente di Trevignano 2000, l'associazione che abbiamo visto prima è nata nel 91, con alti e bassi è arrivata a gestire 33 edizioni e quindi non è facile, anche perché è un'associazione spontanea, nata allora per la voglia di fare comunità del capoluogo, che non aveva una festa e voleva rievocare un qualcosa di identitario per costruire la comunità, perché le feste, la cosa più importante che fanno è quella di costruire la comunità, una parola che mi piace tantissimo, che bisogna far nostra, bisogna riappropriarcene, perché io dico sempre che vivere in un paese come Trevignano è bello perché esiste una comunità che sta insieme, che ti dà una mano e che ti fa vivere comunitariamente, perché vivere da soli non è mai bello, questo lo dico sempre ai ragazzi. Per far questo bisogna fare tante cose in un comune, ma bisogna anche saper fare una festa di un certo tipo. Ecco, e la capacità e la bravura di tutti i volontari del Palio di Trevignano hanno fatto sì che questa festa crescesse, non fosse solo circoscritta a Trevignano, ma a tutto il comune e anche tutto il circondario, e quindi sono contento che il rappresentante in regione del nostro territorio ci abbia portato qui per farla conoscere ancora di più, perché è fondamentalmente una bella festa che ci ricorda chi eravamo, perché non possiamo andare verso il futuro se non pensiamo da dove siamo arrivati e non ci aiutiamo nel ricordare i valori che ci fanno stare bene insieme. Grazie. E appunto mi associo anch'io ai ringraziamenti finali all'Associazione Trevignano 2000, al presidente Claudio Pozzomo. Mi avevano detto che come dire, voleva essere citato il meno possibile, però almeno alla fine potevo... Ecco, poi devo dire che è un tratto distintivo dei presidenti del Palio parlare poco e far tanto, perché anche Dino è uguale, è uno che parla poco, poche parole e tanti fatti, quindi diciamo che è un tratto distintivo che unisce anche in questo caso Montebelluna a Trevignano. Per cui io devo dire che questa è una delle mie primissime conferenze stampa di promozione del mio territorio, che è il montebellunese, perché come sapete sono stato eletto da 6 mesi e devo dire che sono stato molto emozionato, lo avete notato, sono molto orgoglioso e come dico sempre cercherò quanto è nelle mie possibilità di promuovere tutta la marca Trevigiano e tutta la marca trevigiana, ma in particolar modo ovviamente il mio territorio di origine. Questi sono eventi importanti che uniscono, come abbiamo detto, non uniscono solo il nostro territorio, ma uniscono tutti quanti. Per cui faccio un ultimo lancio, il 20-29 giugno vi aspettiamo a Trevignano a questo bellissimo palio del Batter Panoce, meglio chiamato Palio di Trevignano.